Bentrovati. L'informazione sulle pensioni molte volte è falsa oppure è incompleta. Creda sia superfluo ricordare che ogni informazione che tocca la previdenza pubblica coinvolge milioni di italiani, quelli che già percepiscono la pensione e quelli che la percepiranno in un futuro più o meno prossimo. Per cui, per rispetto a questi cittadini, l'informazione su questo argomento deve essere puntuale e preciso come non mai. E uno dei più importanti sociologi italiani, Luciano Gallino, in un suo recente intervento ha voluto fare chiarezza sulla reale situazione economica dell'INPS. Dice il professor Gallino: sono tre gli ambiti in merito ai quali si grida alla prossima rovina dell'INPS, rincorrendo a dati che sono o scorretti o scorrettamente usati. In primo luogo vi sono le gestioni deficitarie, perché le pensioni pagate eccedono i contributi versati. Tra questi l'ente degli statali, l'INPDAP, da pochi anni incorporato nell'INPS. Ad esempio nel 2012 ha registrato un disavanzo di 24 miliardi di euro, ovviamente appianati poi dallo Stato. Ma questo deficit non è dovuto solo agli scarsi versamenti dei contributi rispetto ai pensionati. Nella realtà molti enti pubblici da anni non versavano all'INPDAP e ora all'INPS i contributi perché lo Stato non fornisce loro sufficienti risorse. In questo caso è lo Stato che non paga i contributi all'INPS, davvero imbarazzante. Poi ci sono delle gestioni in passivo perché i contributi pensionistici non li versa quasi nessuno, oppure perché i giovani che li versavano sono diventati pensionati e non sono stati sostituiti, o perché si tratta di prepensionamenti imposti a suo tempo dal governo. In questo caso al primo posto troviamo i coltivatori diretti, perché il loro numero con gli anni è fortemente diminuito, per cui oggi sono molto di più coloro che ricevono la pensione, creando un deficit di circa 6 miliardi l'anno. Nel secondo caso sono gli ferrovieri, gli addetti ai trasporti e altri soggetti a prepensionamento forzato come forma di sostegno al reddito che non dovrebbe essere caricato all'INPS. Il costo annuale di tutta questa operazione è di circa 20 miliardi. Sempre secondo il professor Gallino, un altro settore da tenere in forte considerazione è l'enorme ammontare delle prestazioni assistenziali di cui lo Stato più di 25 anni fa accollò la gestione all'INPS. Nel 2014, nel bilancio preventivo dell'INPS, queste voci hanno comportato trasferimenti dello Stato per oltre 95 miliardi. Si tratta di somme imputabili alle varie casse integrazioni, di disoccupazione, di malattia, per interventi a sostegno della famiglia e spese per invalidi civili. Come è evidente, questi onerosi trasferimenti non hanno nulla a che fare con il sistema previdenziale, con le pensioni. Tuttavia, molti commentatori scrivono che le pensioni erogate dall'INPS costano al bilancio dello Stato per 95 miliardi e questa scorrettezza incide negativamente nelle statistiche internazionali, visto che in altri paesi il sostegno al reddito, alla famiglia o all'esclusione sociale interessano altri capitoli di spesa del bilancio dello Stato e non incidono sulle casse degli istituti previdenziali. Ad esempio, scrive sempre Gallino, sarebbe forse il momento per chi fornisce dati ad Eurostat di far sì che la corretta classificazione delle spese pensionistiche consenta di evitare al nostro Paese la poco onorevole posizione nelle classifiche OCSE ed Eurostat, mentre per gli interventi a sostegno della famiglia, del reddito e dell'esclusione sociale della casa spende poco. Appare così uno Stato che spende poco per l'assistenza e moltissimo per le pensioni, ma che, come abbiamo visto, non corrisponde al vero, alla realtà dei fatti. Per cui il professor Gallino suggerisce al nuovo presidente dell'INPS, Tito Boeri, nominato recentemente dal governo, l'importanza di separare la gestione delle pensioni con quelle assistenziali, allineando così l'Italia agli altri paesi, perché se l'INPS dovesse svolgere il ruolo cui è demandata, cioè pagare le pensioni, il costo delle pensioni erogate sarebbe tranquillamente sostenibile e assolutamente in linea con gli altri paesi. Per cui, chiude il professor Gallino, prima di bastonare bisognerebbe considerare la reale posizione economica dei pensionati e soprattutto usare in modo corretto i dati del sistema previdenziale. Invece, e questa è una mia considerazione, non è più rinviabile mettere un tetto alle pensioni per evitare quegli scandali che conosciamo con pensionati che incassano mensilmente alcune decine di migliaia di euro, mentre alcuni milioni di pensionati ricevono delle pensioni da fame. Io penso che le pensioni con molti zeri non siano solo scorrette economicamente, ma siano dei privilegi moralmente inaccettabili. Ci vediamo giovedì prossimo.